creato un'atmosfera così calda come i dischi. È il momento di festeggiare il compleanno di un cantante, di una persona che di dischi ne ha fatti tanti ma ne ha venduti altri e tanti. È un po' l'ambasciatore della musica italiana in tutto il mondo. Bruno Venturini. Bruno, aspetta, no, devo tirare l'orecchio. Devo tirare l'orecchio e siccome sei sempre in giro per il mondo, fammelo fare subito. Allora, vediamo di raccontare gli inizi brevemente della carriera di Bruno Venturini, che è stato notato da Mario Lanza mentre, come si può dire, attirava i clienti al banco che aveva suo fratello a Porta Portese. Sì, noi ci trovavamo qui a Roma perché in quell'epoca purtroppo mio padre era malato, io e mio fratello ci improvvisammo venditori ambulanti per guadagnarci le spese di soggiorno, i medici e medicina. Quindi io cantavo queste canzoni napoletane e attiravo sta gente e poi mio fratello diceva non vogliamo chiedere l'elemosina ma compratevi le maglie. Vendemmo tante di quelle maglie, secondo me che ogni romano aveva almeno 3 o 4 pariglie. Insomma, che poi a Roma nemmeno fa tanto freddo. E quindi lì giravano alcune scene con Mario Lanza di Arrivederci Roma, siamo nel 55, ero un ragazzino e mi ascoltò, mi regalò $10 e mi disse you sing very good, you canta molto buono, tu devi studiare. E quindi io ascoltai questo Senti, io so che tu hai praticamente vinto, ti hanno dato 8 dischi d'oro, il che vuol dire vendere veramente milioni e milioni di dischi in tutto il mondo, Australia, Cina, sei stato anche ospite del teatro di Pechino, no? Beh, siamo stati io e Zauli i primi occidentali ad aprire all'arte occidentale questo non è uno di quei microfoni che adoperi tu, è proprio direzionale, lo devi tenere. Ecco. Dicevo, sei andato in tutti i paesi del mondo e so che sei famosissimo all'estero, forse più famoso all'estero che in Italia, cioè la gente proprio ti... Che effetto fa di andare all'estero? Di solito si pensa, vado fuori che non mi conosce nessuno e mi scateno e faccio quello che non faccio a casa mia, non di male, ma insomma un po' così. E a te succede esattamente il contrario? Ma indubbiamente, sai, il messaggio importante di questa italianità, del nostro patrimonio artistico, io... Oltre a portare la canzone, grande canzone di Napoli, porto la canzone italiana. Certo. Quindi, ed è ammirata. Il bel canto proprio nostro, la nostra melodia. In tutto il mondo. Quindi questi dischi io di oro li ho avuti sì fuori ma anche in Italia. L'anno scorso ho ricevuto appunto per la compilation L'oro di Napoli questo disco d'oro, l'8º disco d'oro, quindi di questa antologia. Voglio offrirti la nostra una stella, in confronto a tutti i dischi d'oro che c'hai, tu questa è una stellina d'oro. Ma insomma sono i nostri auguri perché la tua voce continui così proprio a brillare. Se mi consenti, è che sono 4 ultimi dischi dell'antologia, 2 di tarantelle. Che bello, guarda, io lo sai che ho una raccolta di dischi napoletani, eccetera, delle canzoni, che meraviglia, dall'800. Grazie, è un pensiero. E se mi consenti, io vorrei omaggiarti di una cosa, una sorpresa. Maestro, prego. Mana tu solo a che bello ne oh sola mia stan pronta a te Loretta mia stan pronta a te stan pronta Grazie, tante cose bellissime. Grazie del pensiero, Bruno. E via! Beh, questa voce ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Per me è stata proprio una sorpresa. Continuate a tenere la bocca aperta perché è il momento di ridere. Una risata al giorno ci aiuta il grande Charlot.